Buongiorno squadra, della ferrata Bruno Biondi hanno fatto video a pacchi, ma in questo vi spiegherò quali sono i buoni motivi per farla. Con una lunghezza di 336 metri viene catalogata come difficoltà media, ma la sua particolarità è che presenta una varietà di passaggi che permettono di cimentarsi in placche, roccette, cengie, diedri e brevi passaggi atletici. Questo fa di lei un tracciato perfetto sia per chi ha le prime armi e vuole mettersi alla prova senza esagerare, sia per chi vuole allenarsi senza spostarsi troppo lontano, godere di un panorama unico nel suo genere o passare una mezza giornata sportivamente diversa. Il percorso, ve lo assicuro, non è per nulla banale, molto divertente anche per chi questa disciplina la pratica già da tempo. Essendo un luogo molto frequentato è possibile vi troviate in code aspettando che qualcuno meno esperto di voi necessiti di tempi più lunghi per effettuare i passaggi. Portate pazienza e non create situazioni ansiose e stressanti, anche qui un passaggio sbagliato può creare situazioni di pericolo e incidenti anche gravi. Una buona soluzione è quella di farla, se si può ovviamente, durante la settimana, lasciando perdere i sabati e domeniche ben più affollati. Da tenere presente che la ferrata è quasi completamente esposta al sole, quindi la sconsiglio nei periodi estivi più caldi. Un consiglio che vi do è quello di parcheggiare la macchina a monte, dove vi è un grande e comodo parcheggio a quota 394 metri. Alla fine del video ve lo spieghiamo in modo dettagliato sulla carta tabacco. Dal parcheggio scendete lungo il sentiero 49A fino alla strada asfaltata. Bene, prima uscita senza CRI e già mi sono perso, non riesco a capire. Allora, in verità sono sopra la ferrata, non sotto la ferrata, però mi hanno detto che c'è la possibilità di parcheggiare in due punti diversi. Parcheggiando probabilmente sopra, come ho fatto io, poi al rientro dovrei in teoria risparmiare tempo. Diciamo che ho poca fiducia in me stesso, invece la strada è quella giusta. C'è la possibilità di parcheggiare sopra la ferrata e sotto la ferrata. Sotto la ferrata c'è un parcheggino, ho visto ci sono circa posti per 6 macchine all'incirca, e su invece c'è un parcheggio molto grande. La differenza sta che se parcheggiate da sotto, poi una volta saliti su ovviamente dovete tornare giù, mentre se parcheggiate da su bisogna scendere e poi una volta finita la ferrata si va direttamente al parcheggio. Se fate la Biondi non potete che terminare con la Rose d'inverno, breve ferrata ma molto divertente, che vi porterà al sentiero 49A e da lì sarete a 5 minuti dal parcheggio alto. Come sempre questi sono i dati tecnici. Sul nostro canale trovate più di 150 escursioni nella nostra bellissima regione. Iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili. Grazie per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima!